Il Veneto delle case è da bocciare, l'80% disperde energia e calore. Questo è il titolo del Corriere del Veneto di oggi. Si parla dell'emergenza bolletta e degli edifici della nostra regione del Veneto. Gran parte degli immobili residenziali è relegato dalla classe C in giù. La situazione è in miglioramento e qui si misura l'effetto del super bonus 110%, misura del governo Conte 2, ma la strada è ancora lunga. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 2 settembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda il caro energie, il caro bolletta e in particolare la classe energetica delle case del Veneto, che è assolutamente bassa in media, appunto. L'80% delle case disperde calore e quindi energia e quindi ci fa spendere di più per la bolletta. Secondo ANCE le politiche necessarie sono quelle di proseguire sulla strada tracciata dal super bonus, infatti i cantieri aperti sono solo una piccola parte del totale, anche se la nostra regione è la seconda per gli interventi grazie agli incentivi nazionali come appunto il super bonus, ma non solo, c'è anche l'eco bonus e altre misure pubbliche per sostenere il rinnovamento e l'aumento della classe energetica degli edifici. Il Corriere del Veneto pubblica le tabelle, i grafici con i dati relativi agli edifici residenziali e non residenziali e la classe energetica, in cui si misura tra il 2015 e il 2022 un miglioramento, quindi generalmente un aumento degli edifici nelle classi energetiche più alte da A4 ad A1 e una diminuzione degli edifici invece nelle classi energetiche inferiori, dalla C in giù a scendere fino alla G. Incrementi e decrementi naturalmente relativi perché è in percentuale, perché quello che sicuramente è aumentato in questi anni dal 2015 al 2022 e in modo importante è il numero degli edifici esistenti in Veneto. C'è la dichiarazione di un docente universitario che spiega che migliorare la classe energetica può voler dire una bolletta che passa dai 3.000 ai 300 euro, quindi con un risparmio del 90%. Sempre in tema di caro energia e quindi di risparmio energetico, c'è ancora sul Corriere del Veneto, a dir la verità proprio nella stessa pagina, una notizia legata a quello di cui si parlava proprio ieri nella puntata di Sveglia Veneto e quindi della proposta da parte dei sindacati di prevedere le chiusure domenicali, tornare alle chiusure domenicali del commercio, quindi di negozi e in particolare di centri commerciali. Una proposta che non è una novità naturalmente da parte delle organizzazioni sindacali, in particolare della CGIL, la Filcams di Treviso, la prima categoria a proporlo. Una proposta che però in questo caso è rafforzata proprio dal caro energia e quindi diventa una proposta non solo per garantire ai lavoratori del commercio una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, quindi di avere almeno la pausa domenicale, ma è anche una proposta proprio economica, diventa quindi per risparmiare sulla bolletta di gas e luce, ricordando che le aperture domenicali per il commercio, per centri commerciali e negozi sono da sempre diseconomiche, sono quindi un costo per le attività commerciali che scelgono comunque di restare aperte la domenica, non tanto per effettuare utili, anzi per andare spesso in perdita, ma per continuare a mantenere
viva la concorrenza con le altre attività. In ogni caso, la notizia di oggi è il no del commercio ai sindacati. La domenica si resta aperti. Le associazioni di categoria bocciano la proposta, leggiamo sul Corriere del Veneto. Il risparmio sulle bollette, secondo loro, sarebbe irrisorio. Spiegano i commercianti, anche in orario di chiusura non si potrebbe rinunciare ai frigoriferi. Ci sono nell'articolo le dichiarazioni del presidente veneto di Confcommercio Patrizio Bertin e Marco Magli di Federdistribuzione, che rappresenta la grande distribuzione. Quasi il 50% del giro d'affari della grande distribuzione riguarda prodotti deperibili, dai surgelati ai latticini, la frutta e la verdura. È evidente come anche negli orari di chiusura gli esercizi commerciali non possono interrompere la catena del freddo. Insomma, si può discutere di tagliare un giorno di scuola. In questi giorni si parla della settimana corta per le scuole per risparmiare un po' di energia. Non si può parlare di chiusure domenicali nella grande distribuzione, nel commercio. Chiudiamo questa brevissima edizione di Sveglia Veneto con due notizie flash. La prima riguarda il lavoro. Il centro studi della CISL Berica di Vicenza ha indagato il fenomeno delle grandi dimissioni. La ricerca pubblicata dal giornale di Vicenza parla appunto di lavoro e giovani, e in particolare del fenomeno di giovani che vogliono cambiare lavoro e che quindi si licenziano per cercare un lavoro migliore. Allora vediamo il titolo in prima pagina sul giornale di Vicenza. Le grandi dimissioni, la ricerca CISL, lavoro, 1 su 2 ora vuole cambiare. Un giovane su 2 vuole un nuovo lavoro, anzi tra gli under 35 la quota sale al 60%. C'è chi l'ha già cambiato in questo 2022, chi conta di farlo entro la fine dell'anno, cercano orari flessibili. È il quadro che emerge da una ricerca della CISL di Vicenza sulle grandi dimissioni. C'è un naturalmente grafico con i principali risultati di questo studio. Per esempio è interessante la domanda: quanto è soddisfatta del suo lavoro? Per età, gli under 35 sono mediamente abbastanza o molto soddisfatti, con un gradimento che supera il 60%. Gli over 35 insoddisfatti sono ancora meno, perché sono soltanto il 30% invece. Il profilo del lavoro cercato dagli under 35: aspirano sicuramente a salari migliori, ma sono anche interessati a crescere in azienda e a un welfare più integrato. Questa la lettura della CISL. L'ultima notizia di oggi riguarda invece le telecomunicazioni. La leggiamo sui quotidiani del gruppo GEDI. Parliamo di nuove tecnologie. La copertura del 5G sarà quasi completa in Veneto già entro il 2023. ARPAV controlla i nuovi impianti e l'efficienza di quelli esistenti. Il responsabile dell'unità organizzativa agenti fisici ARPAV, Flavio Trotti, dichiara: sono quasi raddoppiati in un anno, ora sono già 2065, che sono tantissimi rispetto al totale di impianti comunicanti, di ripetitori telefonici in funzione nel Veneto, che sono in totale 7.707. Tutti i dati sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Da molti anni ormai non si registrano sforamenti nelle emissioni, così dice l'ARPAV. E ricordiamo, nel caso del 5G si tratta di una tecnologia molto più rapida e con capacità moltiplicata. Una tecnologia di cui quindi tutto il Veneto, tutti i cittadini del Veneto in tutte le aree del territorio potranno avvalersi entro il 2023. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, come sempre torniamo a sentirci lunedì mattina e nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.